È il secondo anno che partecipo con la scuola dell'infanzia Farinelli ad un concorso molto importante che è il Global Education Festival, che si tiene tutti gli anni al Teatro Ariston di Sanremo. Diciamo che è stata una sfida questa, perché spinta dalla maestra Sara, dalla coordinatrice della scuola, Sara Bernardi, ho affrontato questo gioco, diciamo. Ho preso questa cosa un po' come gioco, perché dovevo preparare questo coro con una canzone che avevo scritto io la prima volta, vi parlo della prima volta del 2018, affrontando una sfida che poi ci ha portato a vincere e presi un po' dalla scia dell'entusiasmo e di tutto quello che poi ci ha portato la prima partecipazione, abbiamo deciso di partecipare di nuovo quest'anno con Girotondo per l'Amazzonia, che è sempre scritta da me, classificandoci ovviamente al primo posto. Nel 2018 c'è stato così, quasi in anteprima, forse capivamo che la pace è un messaggio troppo importante e quindi il messaggio per la pace è stata vincitrice, poi l'avevamo dedicata a Papa Francesco, e siamo andati in pellegrinaggio, tra virgolette, l'estate prima del Covid a omaggiare Francesco di questo nostro coro. È un coro che viene richiesto anche da altre scuole, anche scuole statali, proprio perché in questo periodo stiamo vivendo un momento che ci obbliga a riflettere su questo importantissimo messaggio. I bimbi amano questa canzone e quindi io la chiamo un po' il nostro inno. E quindi è partita una canzone importantissima che ha vinto il primo premio, e quindi anche quest'anno siamo vincitori a Sanremo con il Girotondo dell'Amazzonia. È una canzone bellissima, è un vero girotondo. Io ringrazio tutti i bambini che hanno partecipato, ma soprattutto le famiglie. Infatti è impegnativo organizzare e partire per un'impresa così delicata come affrontare un lungo viaggio, abbiamo dei bambini anche dai 2-3 anni. Grazie ai bambini e grazie a tutta la scuola e al paese che ci ama. Girotondo per l'Amazzonia è un brano che parla proprio dell'Amazzonia, del polmone verde del mondo. Perché è nato? Perché in quel periodo, nel 2020, si parlava molto degli incendi. Allora volevo sensibilizzare un po' i bambini, soprattutto perché sono loro il nostro futuro, a che cos'è l'Amazzonia e a quanto importante è per il mondo, quindi quanto importante è e quanto va a devastare la deforestazione. Il coro è composto da 22 partecipanti, di cui 2 solisti, e sono molto felice dei risultati che abbiamo ottenuto e mando un abbraccio a tutti.